Un raro e complesso intervento di chirurgia robotica, quello portato a termine dall'equipe di urologia dell'ospedale San Bortolo di Vicenza per la rimozione di una massa tumorale che era stata individuata nell'addome, attaccata all'aorta e vicinissima alla vena cava e alle vene renali. Intervento che per questo richiedeva un'estrema precisione. L'intervento è durato 3 ore, è stato eseguito su un giovane paziente al quale era stato diagnosticato un tumore al testicolo. È un intervento difficile perché intanto è un intervento fatto dopo, già cicli precedenti di chemioterapie, quindi, questo trattamento precedente rende tutto più, difficile, più attaccato, con una maggior reazione fibrosa. La massa era vicina ai grossi vasi dell'addome, quindi a grosso rischio di sanguinamento e di, lesioni durante l'asportazione. Il delicato intervento è stato possibile anche grazie all'esperienza del reparto nell'utilizzo della chirurgia robotica. Ogni anno vengono eseguiti circa 150 interventi per la rimozione di tumori del rene, della prostata e della vescica, ma anche casi più particolari e complessi per la posizione della massa da asportare, come in questo caso, o per le sue dimensioni. Fondamentali in questo caso i vantaggi della laparoscopia robot assistita. Abbiamo utilizzato in questo caso la chirurgia robotica perché ci permette di avere una visione molto più definita, molto più vicina alla zona da operare e ci permette di rilevare i piani chirurgici in maniera molto più facile e molto più precisa.